pollo che non sono... Ecco, è una cosa fra uomini, questa mandiamo via le accompagnatrici per l'occasione, anche perché siamo al Conte Rossini, lo diciamo in italiano che siamo in provincia di Como. Quindi, certo. mi metto il cappello, io un cappello ce l'ha. Lei chef quanti cappelli ha? Nella gomme io. Io ho les papillons, io. Tu hai le papillon bleu. Allora, Bene, bene. Signorello, Bernard Fournier, l'empereur delle foie gras dans l'Europe, dans le monde, non lo so, dans le non lo monde. so, non lo so. Allora dunque niente, oggi siamo al Conte Rossini. Che le cote Rossini... Non è Conti Rossini quando abbiamo aperto qui che non volevo che si sapesse perché volevamo organizzarsi e tanti svizzeri mi dicevano ha preso il nome dello chef che c'è stato 30 anni fa, esatto. uno chef Esatto. 2 stelle Michelin in Ticino che si chiamava Conti Rossini. E se ne parla nel libro dedicato a 3 stelle Michelin, perché poi quando nacque la Michelin ci furono anche i primi 2 stelle, oltre a quelli che avevano una stella. Uno di questi stava in Svizzera, perché nella guida Michelin c'era il Ticino, perché il Ticino effettivamente è un triangolo che entra appunto nell'Italia. Prima il Ticino faceva parte della guida Michelin Italia. La Svizzera francese è parte della Michelin francese. E Conte Rossini era proprio nome e cognome, era Conte Rossini, era proprio Conti, come Romanè Conti. Sì, e ecco. noi è Conte Rossini. Ma perché Conte. questo? Visto che abbiamo preso la ristorazione qui del 1 novembre 2018. Lei è un altro grande chef, suo socio. Chi? Lei insieme a un famoso chef c'è la mia ombra. Ecco, perché lui è italiano e furbo, lui mi manda in testa e lui dietro di me. Che è Luciano Tona. Ecco, Luciano Tona. È un personaggio questo qua. Lo conosciamo, ecco, quindi anche perché con Madame, con la signora che era qui con noi, che abbiamo veramente liberato dagli impegni di tavola, siamo stati in questo piccolo ristorante in zona Arcore, zona Berlusconi, mi ricordo questo piccolo locale, come si chiamava? Aspetti, oh là là, in Brianza. Poi lo teniamo che lo chef in cucina. Il ristorante La Fermata. La Fermata, esatto, pochi tavoli, mi ricordo. Chiaramente lo chef è proprio Casatenovo. Ecco, è proprio marchesiano, proprio fino all'ultimo secondo della vita di Gualtiero Marchesi, suo braccio destro, penso di non dire nulla di male, con cui avete riesumato questo famoso ristorante, se vogliamo, avete rievocato. Esatto. Allora, diciamo che l'idea era, perché noi ci conosciamo forse dell'86. Complice Eurotalk. Sì, lasciamo stare Eurotalk al momento. Io faccio parte, ma lasciamo stare Eurotalk, la si sta perdendo ultimamente. E dunque ci siamo inventato e si diceva sempre, da grande giochiamo insieme. È partito il primo gioco. Ecco qua, come vedete qui abbiamo questo strumento, questo è qualcosa di marchesiano, il risotto zafferano. Diciamo che presentato così l'ho grattugiato al momento, chiaramente molto, però dopo facciamo un altro anche per le foto. Questo è un video, piccola grattugiatina, poi facciamo un altro ripasso. Intanto che si fredda e intervistiamo Bernard Fournier, quello è uno show cooking in sala. Dunque quindi è partito l'idea, ecco, di chiamarlo così perché era in 2018 le 150 anni della morte di Rossini. Esatto. Rossini nato a Pesaro, vissuto, passato anche dalla Romagna, da Lugo, un po' romagnolo, marchigiano. È vero. Qui si fa il vero turno della Rossini, il vero. Che è sempre in carta. Alla Candida non si fa il vero Rossini, però io lo preferisco così alla Candida. Ognuno ha le sue idee. Cioè, perché così c'è anche il tartufo nero. Il vero turno della Rossini si fa il toast, sotto, il filetto di manzo, c'è la terrina di foie gras, rattribito, il fondo bruno montato al foie gras e il tartufo nero. Alla Candida è filetto di manzo, una bella scalopa di anatra e il fondo bruno montato al foie gras. Voilà. Allora, anche perché stiamo parlando, facciamo mangiare la signora perché lei si raffredda prima. Allora io tengo questo così voi mangiate. Esatto. No, va bene? No, perché dovevamo fare la foto.
Dobbiamo fare la foto, tanto lei ci deve annunciare. Faccio la foto io, e così continuiamo del piatto. l'intervista perché io fra poco devo scappare. Appunto, finiamo l'intervista che c'è una notizia da dare, a parte pasteggiare. Aspetta, allora io volevo dire, qui è il ristorante Conte Rossini, Sì. la moderna trattoria italiana. Qua. È una trattoria fatta bene, piatti buonissimi. Sì. Per esempio ho avuto qualche giorni fa, non dico con chi, ma era un gruppo che facevo venire dalla Svizzera e c'è stato il problema del risotto, che una signora russa mi fa chef, lo vedevo che non mangiava il risotto e lo faccio alla signora, mi scusi, tutto bene? Perché è un cliente della candida, ok? E mi fa, E poi mi fa, può assaggiarlo? Vado a prendere una forchetta, assaggio, allora era bianco al centro, l'abbinamento non ho toccato, prendo lo risotto, in bocca ho detto, ho capito signora. Al tavola di 8 ho detto, sapete che qui è il ristorante Conte Rossini, la moderna trattoria italiana. Sapete come faceva il signor Marchesi, che ho sempre chiamato signor, non maestro, non zio, e non mi sono mai sognato di chiamarlo tu? Che lui alla fine, il signor Marchesi, è quello lì che ha fatto conoscere la buona cucina nel mondo. Ok? E ho detto, sapete come lo faceva? Con l'acqua, il signor Marchesi, non con lo brodo. Anche me, nei primi tempi, quando vedevo il nostro chef passando in cucina, perché io non seguo la linea dei piatti e tutto, non anche si potrebbe farlo, però avendo un signor Tona che lui meglio di così per la buona cucina italiana, e vedo Edoardo e fammi cosa fai là? Beh no, è lo chef Tona che mi ha detto così, che mi sono ricordato. Dunque, non c'è da confusione da fare a Campione, ci sono due realtà. Dal 1992 c'è un ristorante che si chiama Campione. Io non lo dico mai perché noi lavoriamo per le clienti, non per le stelle. Siamo il più vecchio ristorante stellato della provincia di Como, ma anche se la provincia... Il primo. No. È stato il primo nella provincia di Como. No. C'era già stato qualcosa? Foresti e tutto. E visto che la provincia di Como, ma non è di critiche, io sono, ormai faccio delle battute. Io ho lasciato Trento per diversi motivi, ma principalmente per la chiusura di questi trentini montagnardi. Quando sono arrivato qui ho capito che dopo 2 anni i comaschi erano peggio dei trentini. Me li voglio bene, ma non è un problema. Perché Bernard Fournier è brettone. No, neanche. Ma no, non è perché facciamo il piatto royale alla Candida, ma non è il primo che mi dice. Io sono della Lorena. E che cos'è la Lorena? Non mi dite Alsacia-Lorena, ma che sia dentro la storia. C'è l'Alsacia, dove ho fatto la scuola di Strasburgo, e la Lorena. Io sono nato, con i clienti mi chiedono, dico sono nato a Baccarat e faccio, sapete cosa c'è di famoso a Baccarat? Al 70% non sanno mai dirlo. E quando si arriva a dire che c'è cristallo, e io scherzando faccio, io sono nato dentro una palla di cristallo, però questa è una palla. Ok? Piuttosto che Swarovski. Che è austriaco, no? No, ma le manifatture di Baccarat è mondialmente conosciuto. Purtroppo si sono proprietario hotelieri anche. Sì, si sono lasciati andare perché 5 anni fa sono i cinesi che hanno comprato le manifatture di Baccarat. Noi francesi diventiamo quelli italiani che lasciamo partire ai stranieri i nostri tesori. Allora, ritornando al... si è capito. Allora, coronavirus. Ieri ho avuto un'intervista di un giornalista svizzero. Siamo nei giorni, mentre stiamo filmando, i giorni praticamente della settimana del semi-lockdown, in attesa che anche Svizzera e Francia comunque facciano qualcosa. Francia, io sono francese, Macron ha gestito malissimo la cosa anche di 2 giorni. Chiuso parentesi. L'Italia alla fine è lei che è stata la più brava, anche se non è perfetta. Quando a marzo è stato di chiudere, poi adesso un altro lockdown, io dico sempre, ma dentro la mia vita, même che se mi andava bene, bisogna avere dei piani B. Allora, quando sento lo scandalo, non dico i nomi, scandalo chiuso alle 6, tutto ok, mi capisco bene, anche me ho dei problemi, ma basta avere dei piani B. Allora vedete quando in Francia a inizio marzo mi chiamavano e mi dicevano Bernard, i familiari, tutto bene? Sì. Ma perché questo? Perché in Francia su TF1 e TF2, su 30 minuti di informazione, 10 minuti bastonavano l'Italia, come tutti i paesi. Questo grazie ai giornalisti, mi dispiace, italiani,
che sputano quelli di cronaca, quelli di io parlo di cronaca. cronaca, ok? E cosa che succedeva? Per 10 minuti bastonava l'Italia e le camion militari, e io dicevo, ma no, guardi, ma l'Italia ha fatto bene, ha chiuso tutto, e poi io dicevo, ma non dovete preoccuparmi per me, preoccupati per voi, perché le Macron, abbiamo le migliori ospedali, abbiamo le migliori dottori, non c'è rischio, una volta è meglio non uscire, però potete andare a votare, mi metto al posto dei francesi, non scriveva niente. Allora, io dicevo, per riassumere la cosa, mi dispiace tanto della situazione, però io dico, adesso siamo a 2 anni e 2 mesi, 27 luglio 2018 o 28, alle 10 la mattina, chiusura del più grande casino d'Europa, 6 mesi dopo a Campione, 6 mesi dopo il dissesto del comune, poi dal 1 gennaio 2020 la Comunità Europea, non dico le parolacce ma bella cagata. Poi il coronavirus e io dicevo già a marzo, ma noi, io sto aspettando solo il terremoto, avrò superato tutti i test. C'è la seconda onda, ma ci sono le piano B. Perché se sei lì a aspettare, a piangere a Piazza Milano, tanto non è che voglio fare una polemica o cosa ho visto a Torino, che a Torino è partito dei ristoratori, poi i soliti estremi destra che fanno casino. Mi dico, ma no, la candidata, ho sparato già lunedì sera. Ho annunciato che la candidata sarà aperta tutti i giorni a pranzo. Ho annunciato che giovedì... In questo momento? Sì, lunedì che è chiuso a pranzo e martedì, aperto. Da giovedì partiamo con un bel delivery, con un bel menù. Poi, peggio, da giovedì prossimo, venerdì e sabato, non dico ancora al posto. Seconda settimana di semi-lockdown in questa enclave che è campione. 4 giovedì, venerdì, sabato, domenica di novembre, poi ci allarghiamo. Non posso dire al posto perché non ho avuto ancora la risposta, ma voi siete vicini. Ah, c'è un temporary, no? Si dice così, temporary. Dalla mezzogiorno alle 6, la maison du foie gras, ostriche e champagne, quello che avevo già fatto entro il passato. Questa è la sorpresa. Ok, esposizione di vendita, così eviterà i clienti a dicembre a venire alla candidata, poi rispettando le normative, ho detto mezzogiorno alle 6, Sì. Chi vuole venire mangiarsi una fettina di foie gras, qualche ostreghetto, acqua sì, champagne e basta. Non è che vanno a cominciare a dire chef una bella zuppa di cibo, no, però ci sarà il panino, la baguette al foie gras e la baguette al salmone affumicato. Dunque, cari colleghi, io non è che... Qui anche piano C, piano D. Perché piangere addosso non serve. Svegliatevi ragazzi, inventatevi qualcosa. Io non lo so io. Certo. Io ho 64 anni. C'è movimento, proprio in queste ultime ore gli alberghi stanno facendo dei pacchetti con le camere, come molto probabilmente anche qui al Grand Hotel Campion, no? No, perché al Grand Hotel Campion c'è una novità. Qual è? No, anche se non ero tanto felice, dal 1 dicembre e novembre questo bellissimo albergo piccolo, finalmente dopo 6 anni che è lì, che non ho mai avuto interventi, chiude per lavori. Ah, l'ho già previsto. Sì, ma questo è successo 3 settimane fa. Esatto, sì, lo sapevo anch'io. Sì. Okay, e dunque, così questo per migliorare le prestazioni, ci sarà così, il temporary foie gras. A Campione ci sarà l'alberghetto, che è alberghetto perché non è tante stanze, bellissimo. Di 5 stelle. Esatto. Bene, grazie a Bernard Fournier che torna dai suoi clienti russi a Candida, che non è Candide in questo caso, perché Candide in Francia è anche un'opera lirica, se vogliamo, ecco, un personaggio divertente. Grazie, viva Rossini! Casomai, e le foie gras, e la truffa. E non solo. Se quando partite volete venire per il caffè di là quando avete finito, a dopo. Ok, bene, mi fate sapere. Ma ce l'ha il wifi lei? Perché ho cercato a chiamarvi? Sì. Sì. Posto. Va bene, grazie.